Allora, per ogni chilo di farina, quindi tagliamo due tipi di farine, quella 00, quella diciamo più debole, con una manitoba. Misceliamo lo zucchero 150 grammi circa, il burro sempre 150 grammi o la margarina o un olio vegetale, insomma, se qualcuno ha problemi con il lattosio, 150 grammi di grasso, appunto, quindi scegliete quello da mettere, 4 uova e impastiamo il tutto con circa 30-40 grammi di lievito. Quindi dobbiamo poi metterci un pochino di arancio, di limone, il profumo che preferiamo, e impastare. Dicevo, il lievito è importante perché abbiamo due modalità di impasto, cioè possiamo farlo maturare per una notte intera e in questo modo tutti i profumi, tutte le combinazioni appunto degli ingredienti maturano insieme e possiamo lavorarlo il giorno successivo, circa dopo 12-15 ore di maturazione in frigo. In questo caso mettiamo un pochino meno il lievito, insomma intorno ai 30 grammi per chilo, mentre invece se vogliamo lavorarla subito aumentiamo un pochino il lievito, 50-60 grammi per chilo, facciamo maturare per un'oretta e poi iniziamo a lavorarla. E anche la lavorazione dunque l'impasto deve essere molto liscio, deve essere omogeneo, bello legato bene, quindi non si deve appiccicare alle mani, si deve asciugare bene. Possibilmente bisognerebbe impastarlo con una piccola impastatrice. E poi si hanno due possibilità di lavorarla: si può stendere e tagliare con dei coppa pasta, oppure formare delle palline e stendere singolarmente le palline. Quando raggiunge più o meno una volta e mezza la sua altezza, si può iniziare a friggere. E questi sono i fatti fritti.